La procedura di emergenza al Canova di Treviso è scattata nella tarda mattinata su uno scalo ancora parzialmente avvolto dalla nebbia. Sono da poco passate le 11 quando un piper turistico proveniente dalla Francia finisce nel gergo tecnico fuori pista nella sua fase di atterraggio. Le immagini sono inequivocabili e parlano di una tragedia sfiorata. A bordo infatti ci sono 4 persone più il comandante, tutte francesi. Sul posto arrivano subito polizia aeroportuale, sanitari, vigili del fuoco. Seppure sotto shock i passeggeri escono incolumi dal velivolo, il sospiro di sollievo è collettivo. Il comandante è l'unico a riportare qualche graffio alla mano. Uomini e mezzi si devono occupare di mettere in sicurezza la pista e avviare i rilievi del caso per capire la dinamica dell'incidente. I sospetti si concentrano sul possibile mancato azionamento del carrello di atterraggio. Chi conosce bene lo scalo ha pochi dubbi. L'aereo ha sbandato totalmente, poi c'è da vedere se un problema meccanico dell'aereo oppure erano le condizioni della pista che non erano in grado di sostenere un atterraggio. È una sbandata tremenda. Posso pensare che venendo da quinto ha fatto un testacoda. Contemporaneamente il Canova viene chiuso, sospesi arrivi e partenze. Tra i primi a saltare è il volo per Bruxelles. Resta da capire se le agenzie competenti in materia di sicurezza dei voli apriranno un fascicolo. In attesa di dettagli torna alla ribalta il dibattito sulla sicurezza dello scalo trevigiano. Non lavoriamo sulla paura, però i rischi, noi che abitiamo qui sotto, siamo ben coscienti di quelli che sono e quindi non capiamo perché si continua a mantenere un aeroporto in queste condizioni.